a Repubblica Recasteduzzo. Ora no, risse Carmelo. Potete dire chi che volete, però a me la testa mi fa dire che nasse cose è meglio che uno non si ci ammisca. L'antica reggiano calete iungu che passa a china e vedete che un mottetto antico non sbaglia mai. Io se così saccio come vanno a finire. E me mi hanno insegnato solo come si muore, perché la corda quando è tirata assai si ruppe. Io ci penso questa volta. È vero che avviano 1000 canne per ragione. Troppo assai certe rune si avevano mettuto un mosso a modo. Assai certe caporione a governo avevano sopraneato e superchiarie certe gli adduzzero fascio ne avevano fatto quant'è de re. Sì, che una manacare mangiatari erano, risse Rosario. E poi mi parlate di mafia. La vero mafia chidda era, ripigliavo Carmelo. E sparte ste gentuzze, o senza benarica, baciamo le mani, servo suo, ma va a dare comande. Che senza ere lontano, risse Sciaverio, c'era chi dore Serrano, a chi su sappiano a sentire malagodetta. E chi su ne fece chiangere figli di mamma. E certarone ce l'avevano come un vero rappennere. Ci avevano promettuto una fraccata rilegnata e allevabile. Caiddo solo, disse Sciaverio, voi scordastevo all'avvocato Perruzzo, a Don Antonino Sciarridda, o ennero reron sulle verse Marredda. A chi succedevano l'esana curta. A Don Iachino Felera, chi era municipio, chi erano tutta una piennola. Specialmente nei due tempi di guerra, e pure il gruppo che c'era l'ammasso, chi se ne fecero piangere assai, figli di mamma. Superchiarie ne fecero quant'è de re. Cabuadde, rigiusto vi pare che gruppo che uno s'aveva romputa carina all'acqua e o vento, a zappare, a semenare, a zappoleare, a mettere e arrecampava da tanti grazie a Dio che la via portare all'ammasso, disse Carmelo. Catanno c'era a verra, risse Rosario, c'era a verra, c'era che erano una maniate e mangiatare, ripigliavo Carmelo. Chi su c'era? C'era co governo per i poveriede, non ci ha pensato mai. Po governo e i poveriede non ci sono. Ci sono i ricchi e pensa solo per ide. E se hanno qua un governo l'hanno a mano ide, come si dice? Un macho pegnataro mette i maniche un vuole ide. I poveriedi solo che hanno a fare. Hanno a pagare i tasci e a puzzare i corna. Chi sì. E che faccia fatte chido. Tanto si dice che amo l'amore, fino a che ghietta il cuore sole. Già così è successo il fatto questa volta a Castelluzzo, il fatto che decía Torino, perché i castelluzzesi ragiona vieno. E che quando la lancetta intruzza con muro, ulieno, vi pare giusto che questi avviano i figli a de uno, perché il formiento che arrecampavano la viene a portare all'ammasso. Pesavano ca e il formiento la viene a portare all'ammasso. Pesavano da e pure all'ammasso. Il formiento solo, resta Rosario, tutte le cose si viene a portare all'ammasso. Ma vero è che stavolta i capezzuoti, gli angitani e pure i mescettisi ci utari spade, i castelluzzisi, e non possono fare con briccola assieme a guidi. Questo ho fatto è naudo. I mescettisi e pure i capezzuoti pensa che erano raccordi con i castelluzzisi. Rarrallazzare si può fatto il formiento che si aveva a portare all'ammasso. Ma però i castelluzzisi prima di tutto dice che vogliono calare giù colletto
a de caporiuna che avevano fatto tutte le superchiarie. I volevano stutare, va. Ma quando fu questo fatto? Spiavo Rosario. Perché io questo tempo era soldato. E 6 anni che mi avevano fatto prigioniero, mi arracamparono 46, ma sto fatto pensa che aveva succeduto prima. Fu che ora Torico, arrepegliavo Carmelo, fu no 45. E fu in stagione, fu propriamente no mese di settembre ru 45. Ca a verra aveva venuto, perché ca a verra venivo 4 sutere americane, no 43. E 6 anni che a verra aveva venuto e i tedeschi scapparono tutti, i soldati italiani lasciarono fottere tutte le cose. Armi, munizioni, fucili, bombe a mano, abbandonarono tutte le cose e se ne erano provvedi. Se ne erano provvedi e a se campagne, armi e munizioni ce n'erano non subisso. A se piede c'erano fucili, cartocce, bombe a mano, mine, a oglia, disse Sciaverio, che io senza ir lontano sul giorno che c'erano i americani, rennassappoiata sotto la villa Rucallevaneo, mi aveva accampato un fucile 91, un ermetto e una baionetta rechisse e me l'aveva portato per gincia. Stavolta abbonarmi mia pa quando mi avete spuntare con 2 fucile su pigliaro i riavoli. Vaetta sta porcaria, mi disse. Portici loro non pigliaste, ma se no tu che entra non c'è trase. Ma per tanto tempo, su te ponte, nasse vardunate, nasse favore di sciatuna, armi e munizioni, ce n'erano quante de re. Idi, i americani, come trasiero, arrepegliavo Carmelo. Mano a mano che passavano nei paesi, a nampintare de piazze russe, ru municipio, ru fascio, e degli adduzzi ru partito, a chi si portavano guide e i mandavano all'isola. Sapete dove? Ma se hanno che recaste duzzo, i americani non ci passarono, sto discorso non lo possono fare. Non ci passarono, disse Rosario, perché non ci potevano passare. Tanto che c'era stratone per Casteduzzo, non ce n'era né di sopra né di sotto. I americani ruopo ci arrivarono a Casteduzzo, non 46, e ci arrivarono Monaco, la Tatarianci, ci arrivarono sentenne e de campagne con dei jeep che i casteduzzisi sappiano sentire i carrette senza cavalli, ma sciatune no, ancora sciatune non ce n'era. 6 anni che i americani a Casteduzzo non ci avevano trasuto, arrepegliavo Carmelo. Tutte le caporione del municipio, de fascista, erano ancora tutte da a Casteduzzo. E attenzione a queste picciotte casteduzzisi, era che tu e io, a tutte chisse, ci volevano calare un colletto. Perché chisse superchiarie ne avevano fatte assai. I volevano lovare l'immenso, va. No, ci dissero l'anziane. Guarda, non ammazzate a nudo, piuttosto vedete se si può luare sta camurria l'ammasso. Pu fatto l'ammasso, i casteduzzisi avevano pensato di fare una cosa tutta assieme, coi miscettisi, coi capezzuote, coi ancetane, ma che resta orecchia non ci sentiero che si scantavano. Allora questo, dice, pensiamo per noi e cuola a Cristo suprea. Chi ste picciotte dice che erano una regina. Erano reci e erano tutte armate di fucile, re bombe a mano. Arme ne avevano quante de re. E allora che fecero? S'appattarono buone per buone e... Ma non c'erano i carrabonera, spiegò Sciaverio. Sì che c'erano, rispondeva Carmelo. C'erano e erano pure fatose. Reste tempo a Casteduzzo c'erano 2 carrabonera e 1 brigatieri. Stasera che succedeva ho fatto. Nella caserma c'erano solo i 2 carrabonera. Il brigatiere non c'era che era o circolo.
una chiazza, che giocava le carte. Ste picciutte, caruse, raccossiri, rice 9, 20 anni. Rice che erano consigliate re uno ranne, re uno che i muschi si sapeva cacciare per davvero. Basta. Quando videro che i mestrettisi non ci erano, che i capezzuote e gli angetani non ci erano manco, che s'accacaro tutte. Nessa cosa si sape, ognuno tira a braccia pu suo cudorone. Oramai che ci siamo, rissero, pensiamo per noi e non finisce seconda. Ora, se hanno caresse tempo, quando c'era qualcuno nella caserma, de carraboniera, se ci aiutavano come i cani, ci rispondevano sempre con male parole e ci sbattevano la porta in faccia a tutti. Ste picciotte pensarono, come facciamo? Che ci va a troppoleare nella caserma? Io mi scando, tu ti scandi, io non ci vaio, Ido non ci va. Basta, ci fu un picciotto regista, un certo Salvatore, e ci disse: io ci vai a caserma, a troppolearci, ma però, guardi, ad essere pure tutti da assieme con me. E anzi, dice, guardi, ma t'andrà a guardare le spade, perché io mi ci presento sdisarmato. Va bene. Appena tu dici l'ultima parola, Noadde ci disse i suoi compagni, e tamo una bomba a mano e basta. A sera, con scuro, scattearono tutte da. Zitto tu e zitto io, a tornare a caserma. Si metterono tutte pronte coi bombe a mano e coi fucili a puntate. Salvatore c'è troppo leao. De carrabonera ci aprire, signore mie, ci disse Salvatore e carrabonera. Vedete che la caserma è ferreata ai uomini armati. Se vi volete arrendere, quei buone siete a tempo, ma se no morite due. L'uomo che sto finio rire de palore, i suoi compagni pigliarono una bomba l'uno e aiutarono il muro della caserma. Due qua succedeva un firno. Tutte de bombe, 9 bombe che ci aiutarono, tutte in una nota, de botte, do fumo, chiste che sarparo tutte quei fucili puntate. Mischetina, disse Rosario. Io mi credevo che avevano trasuto con inganno. Che ne che nacche, arrepegliavo Carmelo. Quale inganno? Trasiero con la forza. De carrabonera, come sentiero i bombe, vettero do fumo e vettero a tutti chi quei fucili puntate. Subito spingero in mano e uno ci fa: non sparate, lasciatemi stare che sono mio padre di famiglia, io moglie e 2 figli. Ma Noadde dice: niente vi facciamo, arrennitevi, ma non mi facciamo niente. Basta, disarmarono a de carrabonera e inchiudero tutte e 2 in una camera di sicurezza. Inchiudero in una camera di sicurezza e il brigatiere, che era un circolo, una chiazza, che giocava carte, come sentivo dopo sentere botto, che si sentiva per tutto il paese, a sarpao e partio per caserma per dire a birra so che aveva succeduto. Nascio mentre le 2 picciutte, 4, si arrestarono per guardare a chi rinchiuso in una camera di sicurezza. E l'aude si partirono per piazza armate di fucili e di bombe a mano per dire a pigliare il brigatiere. Come che scendevano per piazza, per strada incontrarono a un anziano con fucile 91 a mano. È meglio che non faccia un uomo. Che cercate il brigatiere? Ci fa chiedo. Se cercate il brigatiere, vedete che è due intra, una strada, che aveva succeduto. Come il brigatiere chiamava per caserma per dire a birre so che aveva succeduto, e incontrava chi con 2 fucili militari a spada. Dice che ci fa: fermo,
fermo o sparo. Uno co risse, uno co fice. Si sfilava a riortella e sparava un colpo all'aria. Chido, duca ste dozzise, franca ci venne. Si sfilava il fucile alla spada. Ci metteva a punto o brigatiere e sparava un corpo poroido. Ma però non ci sparava propriamente a Ido o brigatiere, sparava no muro in faccia. O brigatiere, ro forte seccazzone che pigliavo, cessava un arriere, e gli ha sbattuto da porta una strada. Giusto da porta non era chiusa, era varata. Come Ido cessava, che si vede il fucile puntato, e gli ha sbattuto da porta, la porta si aprì e Ido sbersava gli all'aria, da intra, una strada. Nel preciso momento scendeva uno dei carus. Se cercato brigatiere, dice veritica e due intra, una strada. Basta. Ste pecciutte trasero nella strada e si disarmarono o brigatiere, supportare a caserma e inchioriero pure a Ido nella camera di sicurezza. Come inchioriero pure o brigatiere nella camera di sicurezza, si rettero i turni. Sì, arrestarono Revardia, 2 ringe e 4 refora, quando non si poteva becenare nudo. E là de 4 se ne erano per gli inge e facevano i turni a stare a Revardia nella caserma. Sto fatto dice che roravo 3 giorni. Ide proverivano per darci a mangiare a de carraboniera, a darci tutte cose, ma le trasere non facevano trasere a nudo. Non solo che non facevano trasere né a nudo nella caserma, non facevano trasere né a nudo manco nel paese. C'erano gente, mettiamo, che viene bene a Mercetta, che viene a girare a Santo Stefano, no, ricci, recca non esce nudo e nudo a trasere. Ora ricci, o comando o pigliamo noi. E ora rifinilla con tutte ste iangarie. I gente erano raccordi con queste pecciuette. Per una mano erano raccordi. Per una mano si scantavano. Basta. L'unnumane. Ste pecciuette chiamarono a Francisco, o vanniatore, e ci dissero rabbesare a tutti quelli che avevano formiento all'ammasso quando si viene a pigliare. E chido, Francisco, cuta muro. Ferreavo per tutti i strati e vanneava. Accuiava formiento all'ammasso, ma su va a piglia e c'era uno a mangiare a sua famiglia. Patapum, cuduta muro. Accuiava formiento all'ammasso. O sindaco, tanno veramente si diceva potestà, che era abbonarmi Rozzusarino Campo, voleva mettersi per mezzo. Caruse ci faceva, che state facendo? Rataccura, che malamente va a finire. No, dice, ora qua comandiamo noi, perché non esce nudo e che non ci va bene nudo. Si di comandante di Mercetta, di Messina, Ronnedere, non si mette una testa a posto, non adde a Castelluzzo non facciamo trasere a nudo. Che non c'era il telefono, disse Saverio. Sì, il telefono. Chi la prima cosa che fecero, tagliarono i fila. Gli auto che telefono, arrepigliavo Carmelo. I gente, con frente furono tutte abbesate, ievano all'ammasso e si ievano a pigliare un formiento. Da all'ammasso c'era uno che sapeva quanto ne avevano orato e quanto ce ne toccava, perché s'incartamento la trovarono perché erano da proprio, nell'ammasso. Invece, relade incartamento non ci aveva arrestato niente. Dopo che trasero i americani, i gente ha bruciato tutte le cose, ha bruciato l'incartamento del municipio, ha bruciato
I gente erano tutte risfezzeate, va. Redde ligge, redde tasce, redde superchiarie, che bruciarono tutte cose. E il suo discorso non è che ufficero solo i castelluzzisi. A Mercetta, una notte di domeniscanza, i iampate, una succhiano di San Giovanni. Un roppo ci fecero in scuole, perché tanto, se ve la ricordate, il municipio di Mercetta era duoco, una utatura di San Giovanni. E come stava dicendo, a Castelluzzo non ci poteva incognare nudo. Nudo ci poteva trasere e nudo poteva nascere. I armi ne viene assai. Basta, come vedete, questo discorso roravo 3 giorni. Roravo 3 giorni, ma non era un discorso che poteva rorare a lungo. Che certo che non poteva rorare a lungo. Disse Rosario, primo ruopo aveva a finire. Che potevano fare una repubblica solo per idi? Come stava dicendo, ripigliavo Carmelo, se ci mettevo pomienzo l'arciprete, ci parlavo. Caruso, ci disse, vedete che sto fatto non può durare. Cerchiamo di fare pace, cerchiamo di... No, patraccia prete, non è come dice vostia. Non adde siamo armati, il paese è bardato a vista, notte e giorno. Ci sono pecciuotte armate, appostate e tutti latate. Non adde non avemo bisogno renudo. Cugliado e senza iado, Dio fa giorno. E a pure come vire, ora i gente sono contenti, gli hanno pane, non c'è nudo che si lamenta. Ca, rici, non c'ha vangugnare nudo, perché tutti i frustera che vieno ca, ci vieno per comandare, per fare superchiarie e pensano solo per. Sì, è vero, ci faceva l'arciprete. Ma che pensate che sto discorso può durare? Il mondo non comincia né finisce a Castelluzzo. Ascoltate a me. Ora, dici, io parto e vaio a Mercetta. Ci vaio solo. Ci va parlo io con il capitano dei Carabinieri. Ci dico che c'è sta situazione e va bene. Ci dissero dei pecciuetti. Allora facciamo così. Ossia va a Mercetta. Ci va a palla con il capitano di Carabinieri. Però, quando torna, che arriva a Roccaraquela, Castelluzzo e Roccaraquela, che quando sapete, sono in faccia. Sono propriamente a specchio. Pare che si avesse da toccare chi in mano, ma però ce n'è stata. Avanti che si scina a Baddone e si fa tutta addacchianata, c'è uno quasi duro resciato a pere. Quando Regio Ossia arriva a Roccaraquela, si riconosce che porta pace, ne fa un segnale, una pezza bianca. Se non me ci riconosce che uno verrà, non ne fa nudo segnale. Va bene, va bene. L'arciprete si metteva a cavallo, una mula ci metteva a disposizione e i due uffici accompagnare uno ferato. Quando arrivava a Mercetta, l'arciprete partì latino pa caserma. Partì pa caserma e ci parlavo con il capitano di Carabinieri. Dopo io parlavo pure con il presidente del tribunale e ci contavo tutto il discorso per come camminava. Basta, si mettero d'accordo. Il capitano di Carabinieri, il presidente del tribunale e l'arciprete si mettero tutti a cavallo e partirono per Castelluzzo. Partirono per Castelluzzo tutti a cavallo e quando arrivarono a Roccaraquela gli dittero. Tutti i castelluzzisi, mascoli, femmine, caruse, erano tutte parate davanti al paese che aspettavano. A questo punto l'arciprete si sfilava
da pezza bianca che aveva una sacchetta, ci fece un segno con da pezza bianca e quando questi arrivarono a Castelduzzo, il capitano dei carabinieri partì latino pa caserma. Partì pa caserma e ha trovato il brigatiere e all'adde Ru carabinieri una camera di sicurezza. Le due picciotte in c'era nudo. Mezzaca, disse il capitano. Cacca un nesimo. Ca, dice, azzacca nemmora vero. Una camera di sicurezza, megere mafiosi e delinquenti, ci sono i carabinieri. Basta, pigliao e i ficinescere. I ficinescere e per una mano i ficinescere, per una mano ci fa. Voi siete incapaci, voi non siete degni di essere carabinieri. Nella camera di sicurezza ci siete stati 3 giorni, perché vi ci hanno messo essi, e ora ci state in Audi 3 giorni, perché vi ci metto io. Meschettina, disse Rosario. Inchiorivo a rire nella camera di sicurezza, propriamente. Rispondivo e arrepegliavo Carmelo. Inchiurivo a riera a tutti e tre nella camera di sicurezza. Ruoppo, il sindaco, l'arciprete, il presidente del tribunale, lo stesso capitano dei carabinieri si parlarono già iddi. Parse che la cosa si appacificava. Il capitano dei carabinieri e il presidente del tribunale si metterono a rire a cavallo e se ne tornarono per Mescetta. Ogni fuoco ranne ci ne raddiventa, disse Sciaverio. E finirà così, spiegò Rosario. No, non venivo proprio, così arrepegliavo Carmelo. Allora perché verico che quando la lancetta ingiusta con muro, chi da che si rompe è sempre la lancetta. I castellozzesi avevano mille canne a ragione. Avevano ragione, ma però si metterono relatata rotuerto, perché se fossero fare a legge qui somano. Secondo Edi, a Castelduzzo non c'aveva un cugnare nudo, che Edi non avevano bisogno di niente e di nudo. A moro che Castelduzzo aveva diventato una repubblica. Che allora, disse Sciaverio, secondo te che viene a fare? Si accutavano a portare ciò formiente all'ammasso e lasciavano la sua famiglia di uno? Ah poi, sciata no, acqua no, niente no. Il governo Peide non ci aveva pensato mai. Ci aveva pensato solo che viene a pagare i tasse, eppure da tanticchie grazie a Dio che recampavano. Ce la viene a portare all'ammasso, a te era giusto, te pare sta cosa? Io non dico niente, rispondeva Carmelo. Saccio solo che troppo nasine e mise, si risse che a legge cercava a decarose e come chi de appero sentura che cercavano, tagliare la corda e pigliare a strada di montagna. Si gettara la macchia, va, scapparono tutti. E stettero qualche 7 mesi piere che si scantavano. Sì, intranede ci ivano, ma sempre cuscato. Sempre sperando a chi stecchito si... Troppo chiudere un anno, si fece a causa. Si fece a causa e ci fu un processo, a Mescetta. Ora attoppatevi le orecchie. Ride rece, non condannare a nudo. Furono condannate sì, che quello fatto non c'entravano proprio. Ride rece non ne condannarono manco uno, l'assorbiera a tutte, oh. E chi de mece, de sie che nella impresa non c'entravano né picca né assai. Sappero fare un misero carcere. A de rece pecciute l'assorbiera a tutti. Chi su? Facile che l'assorbiero perché 21 anni ancora manco la vieno, disse Sciaverio.
che erano minorenni, come te re, l'assorbiera a tutti.